diamo la possibilità di spiegare questa sera sia quelli che sono i finanziamenti a disposizione e ovviamente quali sono le possibilità ricettive più consone per il territorio, sapendo che qui vogliamo più che altro ripristinare ciò che c'è già esistente sul territorio più che a pensare a grandi nuove edificazioni, così in coerenza con quanto abbiamo deciso con l'UNESCO. Abbiamo voluto con questa serata dare una serie di risposte alle molte esigenze che ci arrivano quotidianamente da imprese piuttosto che da singoli cittadini. Da quando siamo diventati patrimonio dell'UNESCO il turismo aumenta sempre di più e anche noi lo abbiamo visto anche in prima persona proprio con le molte richieste che ci provengono da più parti, per cui con serate come questa non sarà né la prima né l'ultima che faremo a Farra, ma so che anche altri comuni la stanno organizzando nell'intero territorio proprio per cercare di dare delle risposte alle molte domande che ci vengono poste. C'è ancora molto lavoro da fare perché anche questa mattina abbiamo visto i tecnici della Regione per valutare assieme quelle che erano tutta una serie di tematiche proprio riguardanti anche all'albergo diffuso, che poi è un po' quello che è stato anche detto più volte, per cui c'è ancora molto da fare. Stiamo cercando di fare il possibile, cercando in questo primo momento di dare delle risposte e cercare perlomeno di aiutare anche quelle persone che ci chiedono come poterlo fare, come poter accogliere al meglio i turisti, aiutarle appunto a dare queste risposte immediate a queste esigenze che abbiamo. Noi possiamo dire che già negli ultimi anni, quindi non soltanto dal riconoscimento UNESCO, ma già proprio sicuramente negli ultimi 2 anni, abbiamo avuto sempre un incremento delle presenze turistiche sia in giornata che anche in più di una giornata nelle nostre strutture ricettive. È evidente che non abbiamo ancora con precisione i dati riferiti all'ultimo semestre del 2019, ma la percezione, anche parlando con i commercianti e con chi ha un'impresa che si riferisce al turismo sul nostro territorio, è sicuramente quella di un turismo in crescita e in crescita soprattutto di turisti stranieri.